non si può. E non fare quella faccia che mi pare in caccia, non si può. Allora sei un gotto alla Catalla. Un monito catanese in questo caso a 360 gradi per quelle donne che delle volte capitano queste cose, osano un po' di più ma osano con le persone sbagliate. Buongiorno, che abbiamo in onda quest'oggi? Buongiorno e buon Natale soprattutto. Manco no, prende benissimo, non funziona Facebook ma il telefono funziona benissimo. Come sta? Buongiorno Iachino, che piacere. Ma sa che parlavamo di lei neanche una decina di minuti fa? Perché sto per frescare una ricci? Sì, Ho sì. capito. Senta, noi siamo qua che stiamo preparando, no? Perché ora c'è la vigilia. Ma ascolti, perché io ho perso un po' il controllo ultimamente. Sì. Ma vi trovate dove adesso? No, siamo a Catania, sì, perché è Natale con la famiglia. Vero, ci mancherebbe. Orazio, Certo. queste cose. Che poi noi siamo assai, no? Perché ci incontriamo tutte le famiglie, la mia, di Orazio, di Sandro, siamo andati a Germania. In questo caso, quindi Natale in famiglia, c'è le famiglie di tutti. Quindi, Certo, in siamo famiglia. in famiglia. Famiglia allargata. Stavo a capo ora, tipo, allora sono preparato 38 kg di cosa che aspetta che cotta. Quanto? 38 kg. 38 kg? 44 kg che aspetta e cancione, che sono sempre quelli che piacciono di più. Scusi, ma chi ve le prepara tutte queste crispelle? Orazio. Certo, Orazio lui prepara, noi compriamo il materiale, diciamo, e lui prepara, no? Ma lui sa fare anche le crispelle. Orazio è il numero uno, lui cucina e decora. Ho capito. Lui è esperto di cucina e di cucina. Ho capito. Ora invece dobbiamo preparare anche una schiacciata, abbiamo 150 kg di noccole, 200 kg di bastardi e poi ci sono 97 kg la parte salsiccia di quella condita e 44 kg non condita. Cioè la farina andate a prendere direttamente al silos al porto, no? La prendete direttamente proprio. Assolutamente. Cioè, Guarda, una botta non calava la farina, non è che una cosa. Infatti un pane basta per fare questa mega scacciata, perché sarà una scacciata sola, una sola con tutte queste cose dentro, quattro gusti. Da Guinness dei primati. Infatti se lei c'ha un numero da Barbara Tusso, noi ci volevamo telefonare perché se vanno a fare una fotografia in questa scacciata si mettono nel libro perché è la scacciata più grande del mondo, 4 gusti, ci sono magari l'altro chilo di patate. Bene. 84 kg di patate. Mi stava dicendo per il pane in pasta, quindi? Bastiamo con la molazza. Abbiamo la farina, l'acqua, d'isa, mi chiama la molazza, si mette a modo, tutta la nottata basta e domani a mattina ce l'abbiamo pronta. Bellissima questa cosa, Facciamo una bella scacciata di diametro 4 metri e mezzo. Mamma mia. E per fornarla stiamo facendo un forno particolare. Certo. Che lo stiamo costruendo noi, Orazio e Sandro già sono messi da banna con la manicola, i blocchi, c'è un bello forno di 8 metri, la scacciata ci cape bella vaga, potevo magari furriare e ci mettiamo un congegno che la furria sola in modo che resta cotta da tutti i lati, capito? Bene, cioè moderno anche, insomma, una situazione. Lo state facendo con il piano cottura in pietra lavica? In che senso? Cioè il piano cottura di solito in questi forni viene fatto in pietra lavica proprio per dare. Orazio, chi è pietra lavica? No, dici che pesano male. Non è. Ho capito, saranno comunque mattoni refrattari. Sì, sono refrattari perché non volevano essere utilizzati. Esatto. Però non è refrattario, è una cosa non la vuole fare. Certo. Sì, effettivamente è un po' come no? Bene. Quindi questi 4 gusti, tutti pronti, 4 metri. Sì. Altezza quanto? Altezza qui. Altezza della scacciata. Anche Iachino, mica Iachino. Altezza non c'è bisogno, mica Iachino. Che dica? Volevo sapere l'altezza della scacciata, non l'ho chiamata altezza, per carità. La battono al centro, dipende, no? Perché viene più pieno. Poi c'è il separé dei 4 gusti, perché non è che noi facciamo i 4 gusti abbiamo dentro. Bravo, sai che mi ha dato una bella idea. Viene separato, all'interno c'è il separé. Bellissimo. Il separé fatto che blocchi. Bravo. Ci facevano una parete di cartongesso tra un gusto e l'altro, perché l'altezza è tipo 45 cm, una cosa del genere. Infatti per tagliarla non sappiamo come fare. Ma non credo che manchi a voi comunque. No, ci mancherebbe altro, anche perché non è la prima volta che facciamo, no, giusto? Decisamente no. Il problema è trovare una parete cartone di 4 mesi e mezzo per servire poi questa scacciata. Comunque siccome siamo tanti, penso che Mozzucone va via. Aruna niente. Ho capito. Ora Sandro dobbiamo mandarlo un attimo con l'autobot a pigliare un vino. Ecco, stavo per chiederle questo.
questo, dico, ma come l'accompagnate questa scacciata? Ovvio. È chiaro certo, abbiamo un'autobot di 8.000 litri. Quanto? 8.000 litri. Ci Ma vogliamo dare vino a tutto il librino, a tutto il saggioggio e il villaggio Sant'Agata. Siete pazzi. Ma quando mai? Vino a Temo Caglioli. Si figura che ci facciamo il collegamento direttamente che mai chiarito dall'acqua, giusto, una lavanderia da casa. Ho capito. Esce direttamente il vino. Cioè, voi... l'acqua cavolo, quello rosso esce vino rosso, quello blu esce vino bianco. Cioè voi attaccate questa autobotte all'impianto centralizzato di casa, così qualsiasi. Ho capito. In modo che abbiamo un'autoclave che chiama vino direttamente nel Soliano. Ho capito, bene. Quindi siete anche gentili perché. Se lei vuole venire, ci vuole venire a trovare. Ma sì, perché no? Ma vedremo noi, abbiamo voglia di mangiare. Sai quando ci nega che hanno una sbafo. Male che va, vanno al piano di sotto, aprono il rubinetto, funziona lo stesso, no? Quindi insomma, male che va. Orazio sta preparando una 150-200 pandori. 200 pandori, sì, da condire con la mozzarella. Lei ha mangiato mai un pandoro con la mozzarella? Ma che schifo, no, e spero di non mangiarne. No, è vomitevole sta cosa. Scusa, c'ho ma che schifo. Passola, non potevo fare un pandoro con la mozzarella come saggio, non ho capito. Effettivamente, insomma. Viene buona la fine del mondo, perché c'è questo connubio, si dice Orazio, si dice connubio, sì, sì, non è una parolaccia. C'è questo connubio fra il dolce e il salato. Bello. Poi il pandoro cavolo, la mozzarella cessura di... Mamma mia, che schifo. E viene tipo un ripieno, no? Che schifo, ma che schifo. Anche una crema di maionese da mettere nel panettone. È bella, ci sta bella. Guardi, io temo che stia ascoltando la radio in questo momento mio fratello, perché lui mio fratello probabilmente se ne ho due. Più grandi o più piccoli? Sono più grandi, io sono per forza, perché se lei ero prima un altro lo facevo, glielo dico io. No, chi si cascava lì? No, c'era un piccolo disturbo qui. No, dicevo, mio fratello è uno che di solito mette in atto queste porcherie, quindi non appena avrà sentito questa cosa, sono sicuro che già la notte di Natale lo vedo già col pandoro con la mortadella. Lo mando volentieri, guardi. Lo mando. Va bene. Allora la saluto. La saluto, come sto dicendo un po' a tutti, se non dovessimo sentirci da qui a domani, le faccio auguri di buon Natale. Abbiamo un problema, scusi, Orazio, mi stai dicendo. Prego. Abbiamo un problema dello smaltimento dei stoppaggi lo spumante. Sì. Perché saranno qualche 400 stoppaggi. Ora che facciamo con i stoppaggi? A lei ci aggiungo. Ci vogliamo fare un rivestimento di sughero, andare al salseretto. No, potremmo utilizzarli qui per la cabina di regia per poter cercare un effetto. Lo troviamo anche noi che si picchia. Lo troviamo. Va bene, allora l'effetto acustico con i tappi di bottiglia credo che sia ideale. Questa maniera, allora. Va bene, vengo a prenderli allora la notte della vigilia. Vengo domani sera. Allora l'aspettiamo. Va bene, la saluto. Molti auguri. Ciao Orazio, auguri. Ciao, te vai chiamare Orazio. Vabbè, Orazio. Vabbè, dai, non è Natale. Va bene, non mi faccia dire ciao. Orazio, non ti offendere, hai detto ciao. Ciao Orazio. Ciao, è un saluto internazionale. Arrivederla, grazie.